Maledetta luce. Lasciala! Michael, lasciala! Buona, terza e quinta. A momenti ci scappava pure il fuoco. Ha avuto un grande spavento, poverino. No, mica tanto. Bene, una scena davvero eccezionale. Sembrava proprio che tu volessi ucciderla sul serio. A worn-out rag of washed-out colors, weaved of tired and airy loves, and terrible pains. This is life, the cruel joke of a joke. Demon, an absurd memory that's born with Pronto? Sì, sono io. Butta qualcosa in valigia. Partiamo. No, non ti preoccupare. Fatti trovare pronta. Sarò lì tra un'ora. Ciao. Parli di impulsi irresistibili, ma a me è sembrata una vera fuga. Ti pare strano che io voglia rivedere mia madre dopo 15 anni? No, ma... E poi una vacanza nel Surrey, nella villa di mia madre, lontano dalla città, farà bene anche a te. Io almeno penso così. Non credi? Sì, ma non dovevi parlare con Hans per prendere accordi per il tuo nuovo film? Ci raggiungerà alla villa.
Anche lui spinto da un impulso irresistibile? No, solo perché gli ho telefonato. Accendiamo la radio o ti dà fastidio? Non senti della musica? Sarà il vento. Sembra che non ci sia nessuno. Dovevi avvertire. Suona il clacson. Che cosa volete? Sono Michael Stanford. Scendo subito. Ma certo, ti riconosco ancora. Tu sei Oliver. Beh, cos'hai da squadrarmi così? Mi scusi, signore. È incredibile come lei rassomiglia al maestro, a suo padre. E mia madre? La signora ha sempre sperato che lei sarebbe tornato un giorno. Non certo stasera, evidentemente. Era molto stanca, si è ritirata presto. Non disturbarla, la vedrò domattina. Senti, più tardi prendi il resto dei bagagli. Deborah Jordan, la mia ragazza. Per mia madre, la mia segretaria. E perché questa lanterna? In questo posto, signore, da qualche tempo basta un po' di pioggia o un po' di vento perché la luce manchi. Senti, Oliver, all'arrivo mi è sembrato di sentire della musica. Non è possibile. Non più una nota ha risuonato in questa casa dopo la morte del maestro. Ah, una cosa. Sua madre è molto malata e non vuole che si sappia. Mi dia la valigia, la porto io. Questo è l'appartamento di sua madre. Questa era la stanza di suo padre.
E ora, se permette, accompagno la signorina in un'altra camera. Ci vediamo più tardi. Può sistemarsi qui, signorina. E in quella chi dorme? Nessuno. Era lo studio del maestro. È rimasto chiuso dal giorno della sua scomparsa. Se ha bisogno di me, mi chiami. Io dormo sopra, vicino alla soffitta. Troverà delle candele sul tavolo. Mamma, Mike! Oh, finalmente. Sei tornato. ma che cos'hai? No, non è niente. È emozione. Vedi, hai riportato anche la luce in questa casa. Tienimi stretta. Oliver mi ha detto che... Non dargli retta. Esagera. Parla sempre troppo. Povero Oliver. Non so cosa avrei fatto senza di lui. Ma ora sarà tutto diverso. Ci sei tu, Mike. Mamma, ti presento Deborah, la mia segretaria. Complimenti, è carina. Se ora volete scendere, Oliver vi avrà certamente preparato qualcosa. A domani. Non mangi? Si può sapere che cos'hai? Dovrei essere contenta, forse? Tua madre che non cena con noi, probabilmente per causa mia. Ed io, relegata a 1 chilometro dalla tua stanza, quasi in soffitta. Questa atmosfera di freddezza, di ostilità quasi. Ammetterai almeno che il vino è eccellente. Mia madre non si sente bene. E sia. Ma perché hai voluto presentarmi a lei come la tua segretaria? Mangia almeno un po' di frutta. Accidenti. Di che ti lamenti? Il buio contribuisce all'atmosfera. Sua madre desidera parlarle. La prega di salire nella sua stanza, subito. Non preoccuparti per me.
Michael. Scusa. Ho sempre pensato che saresti tornato. Avrei dovuto farlo molto prima. Non importa, adesso sei qui. I rapporti tra una madre e un figlio sono qualcosa di misterioso. Nonostante la distanza, nonostante il tempo, io ho l'impressione che non ci siamo veramente mai lasciati. Non posso restare qui molti giorni. Il mio lavoro mi costringe a viaggiare molto, come uno zingaro. Perché non mi raggiungi a Londra? Potremmo stare vicini. Ci vedremo spesso. No, la mia casa è qui, Michael. Io non sto bene. Oliver ha detto la verità. E non posso affrontare un viaggio faticoso. Adesso che ho ritrovato la strada, verrò a trovarti. No, la luce potrebbe andarsene ancora. Ti faccio vedere qualcosa. Avrei dovuto togliere questo quadro. Ma tu devi dimenticare, come io ho dimenticato, Michael. Ti ho aspettato fino adesso. Non dovevi scendere, preferivo star solo. Mi fai male.
Ben arrivati. Ciao. Salve. Beh, e io? E Michael? Non l'ho ancora visto stamattina. Dormirà ancora, immagino. Ah, accidenti. Posso lasciare a casa mia moglie, soprattutto in certe occasioni. Ma la macchina fotografica, mai. È il mio terzo occhio. Sì, molto bene. E poi sai, non me ne separo mai, sì, sempre con te. Bene, carino. È buono. Adesso entriamo. Sì. Oliver, pensa lei ai bagagli. Sapevo del vostro arrivo. Pensavo di riposarmi finalmente qualche giorno dopo un film così faticoso. Avrei tempo di farlo. Ma anzi mi ha obbligato a seguirlo No, fin potrebbe qui. essere anche- Autoritario e tirannico come Che sempre. cosa vuoi fare? Mamma, ti presento i miei amici. Il regista Hans Schwarz, Piacere. Shirley Dawson, l'aiuto regista, Buongiorno. e Beryl Fisher, un'attrice del nostro film. Viva per miracolo. Cosa intende dire? Stava solo scherzando. Oh, com'è carino. Bello. Siete i benvenuti. Prego. Grazie. Su, brinda con noi. No, io non bevo. Ti prego. Posso farle una domanda, Oliver? I signori hanno il diritto di chiedere, i servitori il dovere di rispondere. Mi può dire perché non ha voluto farsi fotografare? Devo proprio essere sincero. Le sarei molto grato se lo fosse. Si tratta soltanto di superstizione. Si dice che con una fotografia si può strappare l'anima a qualcuno, farlo ammalare gravemente oppure farlo morire. Parli del rito del voodoo? Sapete, nella mia isola, in Martinica, qualche volta ho partecipato a riti del genere, ma Shirley ne sa più di me in materia. Essere stata presente a qualche seduta spiritica non significa essere un'esperta in scienze occulte. E poi è molto tempo che non me ne occupo più. Ah, com'è strano questo bracciale. È un dono di mio padre. Era un archeologo. E credo che rappresenti il famoso serpente piumato o qualcosa di simile. È senza dubbio un simbolo magico, anche se non so cosa rappresenti. La religione dei Maya è basata essenzialmente sul serpente piumato. Ad ogni modo non si tratta che di leggenda. Queste cose non sono dimostrabili, ci si può credere oppure no. Per noi sono l'essenza della vita. Questo genere di discorsi mi annoiano. Domattina bisogna alzarsi presto per andare a vedere gli esterni. Ti accompagno. Buonanotte. 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 Saliamo insieme? Se non ti dispiace vorrei restare con Beryl. Abbiamo tante cose da dirci.
deve scusare, ma non riuscivo a prendere sonno. Non credo che questi libri siano la lettura migliore per conciliarlo. Anch'io sono mesi, forse anni, che non riesco a dormire. L'insonnia è un vero tormento. Perché si interessa di scienze occulte? È l'unico modo per risolvere il mistero della vita. La magia. Non capisco cosa intende dire. La morte. È al momento preciso del trapasso che il nostro io si separa da noi. Il nostro io, cioè quello che i teosofi chiamano corpo astrale. Vede, bisognerebbe cogliere quell'istante per analizzarlo. Ma per fare questo bisognerebbe poter uccidere con le nostre stesse mani, affinché il minimo alito di vita non ci sfugga. Non crede? Quindi lei ricorrerebbe anche a un delitto? Credo di sì. Qualcosa di demoniaco ci fu, certo. Se no, come avrebbe mai potuto un ragazzo timido, sensibile, trovare in sé tanta forza e tanto odio da uccidere il proprio padre? Quando dopo il delitto fu ricoverato nella clinica del professor Treuberg, che lo visitò, questi mi disse che certi soggetti possono essere i più imprevedibili, sono i più pericolosi. Mi ricordo che ricorse a un paragone molto significativo. Li descrisse come un placido colle, ricoperto di alberi, giardini e fiori. Improvvisamente una terribile forza esplode all'interno e il placido colle diventa un vulcano, seminando morte, desolazione e distruzione tutto intorno. Sono esseri travolti da una forza demoniaca. A che cosa sta pensando? Seguivo le sue parole. Mi dispiace di avere involontariamente provocato questi ricordi. Per l'amor di Dio, non dica mai che abbiamo parlato di questo. Non me lo perdonerebbe mai, ne sono sicura. Stia tranquilla. Bene, ora vado a fare 4 passi nel parco. La ritroverò al mio ritorno. Lei crede nella reincarnazione? È l'unico modo per spiegare le ragioni dell'infelicità morale e materiale degli uomini a causa della loro bestiale e degradante vita anteriore. Perché me lo ha chiesto? Una domanda come un'altra. Buonanotte, signor Schwartz. Mi creda, è stato un piacere incontrarla. Se non era per lei e per il suo film, Michael non sarebbe mai tornata. La ringrazio.
Shirley! 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 Ma dov'eri? Mi era sembrato di udire un grido. Ti ho chiamato e non mi hai risposto. Mi era venuta fame. Ero andata a cercare qualcosa da mangiare. Ad ogni modo non vedo la ragione per turbarsi tanto. Fatti un bagno caldo. Ti calmerà, dammi retta. Dammi retta. Che cos'è? Beryl! Presto! Aiutami! Presto! La stanza all'improvviso piombò nel buio. Una mano mi ha afferrato per i capelli e mi ha spinto giù, con forza. Io ho lottato, ma era inutile. Voleva uccidermi, Shirley, ne sono certa. È stato solo un malore. Non avrei dovuto consigliarti di fare il bagno. No, no. Ti ripeto che qualcuno voleva uccidermi, ma perché? Chi può volere la mia morte? Calmati. Lascerò la porta della stanza aperta. Va bene? Grazie, Hans. E buonanotte. Qualcuno stanotte non si è pulito le scarpe prima di entrare.
È stato tremendo, tremendo. Ma di che diavolo parli? Mi ero addormentata profondamente, quando ad un tratto mi sono svegliata di soprassalto. Sentivo una presenza accanto a me. Era un'ombra nera, che nel buio non riuscivo a distinguere.
ancora appesa a quella croce. Un sogno allucinante. Prima credevo che l'incubo continuasse. Beh, io vado a raggiungere gli altri. Oliver, senti, volevo dirti che non torniamo per la colazione. Fantastico. Ma che fatica arrivarci. Sì, è molto bello. Peccato però che è troppo lontano dalla villa. Sembra, perché la strada è tutta curva e piena di buche, ma con una scorciatoia a piedi ci si arriva in pochi minuti. Dimmi un po', Ansel, perché portavi dei guanti stanotte quando sei entrato nel bagno? Stavo asciugandomi i capelli. E usando il phon con le mani bagnate si può rimanere fulminati. Peccato che non sia successo. Ecco, questo era il posto dei miei sogni. Avete sentito un grido stanotte? Io non ho sentito niente. E tu, Michael? Michael, pare che qualcuno abbia gridato stanotte. Scusami. Alle volte è come se cadessi in trance e in quei momenti non so cosa mi succede intorno. Il mio medico dice che sono dissociazioni psicotraumatiche.
Ma penso che usi questi paroloni solo per giustificare la sua parcella. Ti ho chiesto se avevi sentito un urlo stanotte. No, no, non ho sentito niente. Ho dormito come un sasso. Ma probabilmente può essere che sia stato Oliver. Ogni tanto ha delle strane crisi. E questo spiegherebbe anche un'altra cosa. Stanotte ero sceso a passeggiare nel parco. C'era della nebbia che avvolgeva gli alberi come in un sudario. A un tratto ho visto Oliver avanzare verso di me. Mi fissava con gli occhi sbarrati e senza vedermi mi è passato accanto. Avrà fatto finta di non vederti. Oppure era ancora arrabbiato per la fotografia. O forse era ubriaco. Oliver è astemio, però è sonnambulo. Da bambino mi nascondevo per vederlo passeggiare di notte come un fantasma. Mio padre voleva licenziarlo, ma mia madre si oppose. E così lui restò con noi. Tuo padre era il famoso pianista, direttore d'orchestra. Sì. E io l'ho ucciso, se è questo che vuoi sapere. Non so neanche come avvenne. Sembra che lo abbia sorpreso mentre picchiava selvaggiamente mia madre. La stessa notte fui colto da una febbre altissima. Meningite sentenziarono i medici e io morii, almeno così parve a tutti, e invece mi ripresi per miracolo. Ma non ricordavo più niente. Poi mi misero in una specie di collegio e lì a poco mi ritornò la memoria e io presi coscienza del fatto. Ma non eri che un ragazzo. Potevi evitare di ricordare certe cose. Ma io non pensavo che reagisse così. Potevi anche immaginartelo, no? Ah, senti, sai che ti dico? A me di tutta questa storia non me ne frega niente. Va bene, adesso non ti arrabbiare. Beryl! Beryl! Non ti ho ancora chiesto una cosa. L'altro giorno sul set, volevi strangolarmi veramente? Potrei dirti che ero entrato nel personaggio e altre scemenze del genere. Ma la verità è che non lo so. Non ho capito più niente. Era come se una forza, una volontà più forte della mia mi spingesse ad uccidere. La stessa forza che ti ha spinto a uccidere tuo padre. Può darsi.